Ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Sono 4 dispersi ad Ischia e dalle prime informazioni trapelate sembrerebbe che una frana abbia travolto e sommerso 2 abitazioni di via Celario nella zona del terremoto e dell'alluvione del 2010. A Napoli le scuole sono state chiuse, così come i parchi in cui si sono verificati allagamenti, smottamenti e fango nelle strade. Anche in Sicilia stessa sorte per alcuni edifici scolastici e pubblici. Svolta nel caso dell'aggressione subita da una donna ucraina di 44 anni a Trapani, sarebbe stata massacrata di botte e probabilmente anche violentata. Fermato il presunto aggressore che ieri sera è stato condotto in questura per l'interrogatorio, l'episodio si è consumato alle mura di Tramontana, dove la donna senza fissa dimora sarebbe stata picchiata e con tutta probabilità violentata. I carabinieri di Alcamo hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di 3 uomini alcamesi per il reato di furto aggravato. I 3, per portare a compimento le loro azioni delittuose, avrebbero forzato a mano serrande o finestre per fare accesso nei locali e asportare il denaro contenuto nei registratori di cassa o cassetti. È morto questa mattina in ospedale a Partinico l'ex parlamentare Nino Mannino, 83 anni, figura storica del Partito Comunista Italiano Siciliano. Mannino, originario di Carini, nel Palermitano, è stato un grande combattente per i diritti civili. Da deputato fece parte della Commissione Antimafia e del Comitato Parlamentare per la NATO, unendo l'impegno antimafia e per la pace. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 14. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.